Nuovo appuntamento settimanale, parliamo di economia instancabile. L'ufficio studi della CNA ha preparato un report che è nella piena attualità perché si parla di export nel momento in cui sono arrivati i tanto temuti dazi di Trump. E c'è un particolare che emerge da questo report: la parte più importante che sarà colpita da questa incomprensibile scelta del numero uno degli Stati Uniti colpisce un nostro settore primario, che è quello dell'export delle produzioni agricole e commerciali. Sì, nel report dimostriamo proprio come l'elemento di criticità, peraltro quasi esclusiva rispetto all'esposizione dei nostri prodotti, riguarda appunto il mercato nordamericano e in particolare tutto l'agroalimentare, con punte di ancora più significativa preoccupazione che sono limitate ai prodotti del lattiero caseari, formaggio e latte. Circa il 72% del nostro agroalimentare ha come mercato di sbocco gli Stati Uniti. Il pecorino romano con una percentuale davvero molto alta in termini di concentrazione su quel mercato, ma poi ovviamente anche altri prodotti importanti come il vino, l'olio, la pasta e i prodotti da forno. Quindi una situazione davvero complicata, e adesso ovviamente si attende una valutazione e poi anche una risposta da parte dell'Unione Europea, perché questa è una materia che deve essere, come dire, affrontata. Il soggetto regolatore di questi aspetti è l'Unione Europea, e quindi noi ci attendiamo che insieme al governo nazionale questa fase poi produca degli effetti, e tutto sommato speriamo davvero si riesca. Anche l'auspicio è quello che si possano davvero mitigare gli effetti, perché se i dazi permangono saranno davvero dolori per le nostre produzioni. Nel vostro report suggerite anche una via di uscita: investire per diversificare il rischio. Beh, adesso questo è un problema che ovviamente bisogna porsi, che dovrà porsi l'Italia rispetto all'esposizione sul mercato nordamericano, che dovremo porci noi, soprattutto per quanto riguarda i prodotti dell'agroalimentare. Ovviamente nell'immediato abbiamo un problema ben diverso, perché guardare e impiantare una strategia di diversificazione è qualcosa che può essere fatto in un tempo medio-lungo. Non è facile sostituire i mercati di sbocco, occorre costruire alleanze, un sistema di relazioni e poi una rete distributiva e commerciale che consenta appunto ai nostri prodotti di poter essere allocati verso altre destinazioni. Nell'immediato bisognerà vedere ovviamente quali saranno le risposte che l'Europa darà in concerto con ovviamente gli Stati nazionali, con il nostro governo, e poi ovviamente quale sarà anche il ruolo a seconda della durata, se effettivamente non si riuscirà a trovare un punto di equilibrio e di composizione, quindi se non si arriverà ad avere un tavolo negoziale che consenta quindi all'Europa di poter con gli Stati Uniti trovare appunto un punto di equilibrio che non sia lasciato solo appunto a una guerra o alle contromisure, che peraltro finirebbero anche per aggravare il problema, ma di fatto in questa fase sembrerebbero necessarie per poter indurre il nostro competitor, in questo caso gli Stati Uniti, ad accettare un tavolo negoziale. Nel dettaglio del report emerge che la crescita complessiva è stata molto modesta quando parliamo di export nel 2024, 0,8, ma per quel che riguarda invece i prodotti di cui abbiamo parlato in avvio, formaggi, vino, latte e olio, quasi del 25%.
Beh, questo è un segnale che va colto positivamente e quindi al netto della produzione e quindi dei volumi esportati per il petrolio, che sappiamo essere in termini percentuali superiori all'80%, sul resto dei prodotti c'è stata una crescita significativa e tra questi c'è tutta quella parte, diciamo, di produzione che riguarda l'agroalimentare. E quindi questo è un dato significativo. Questa crescita ovviamente adesso è minata da un punto di vista della prospettiva degli effetti che verranno prodotti rispetto alle misure, quindi la situazione è in evoluzione e quindi speriamo davvero che si riesca a definire, diciamo, un'intesa e che questo scontro non permanga nel tempo, perché ovviamente questo avrebbe contraccolpi significativi e se così fosse gli Stati e anche la Regione, per quanto riguarda l'agroalimentare sardo, sarebbe chiamata a costruire dei paracadute, dei sistemi di protezione, delle forme di sostegno alle imprese che hanno volumi così significativi verso l'estero e che vanno aiutate, perché diversamente non ci sono le condizioni per ovviamente mantenere in piedi e quindi in termini proprio davvero di sostenibilità aziendale. Però questa è una fase che si aprirà successivamente, speriamo che ovviamente non si arrivi a conseguenze così estreme.